Coppa di mezza estate, la squadra vincitrice il Civico 8, ai nostri microfoni Roberto Sias. Una bella partita, finita 2-2 ai tempi regolamentari e poi regolata solo e esclusivamente ai rigori, peraltro 6-5 e il finale, se non vado errato. Allora, un bel torneo, complimenti all'organizzazione, complimenti a voi che avete battuto in semifinale la squadra detentrice del trofeo e poi avete avuto il vostro bel da fare stasera. Sì, la semifinale è stata abbastanza tosta perché i ragazzi dell'Unico Caffè erano davvero una bella squadra. È una squadra giovane, l'anno scorso abbiamo perso la finale contro di loro sempre ai rigori e quest'anno il karma ci ha portato indietro quello che abbiamo perso lo scorso anno. Ai rigori a oltranza, tra l'altro ho sbagliato anch'io. Bellissima finale, faccio i complimenti alla squadra avversaria, faccio i complimenti al portiere avversario Valerio, che tra l'altro è il mio compagno di squadra, è stata una sera cinesca, ci ha dato davvero filo da torcere. Bene, comunque è una cosa importante anche per la città, perché la voglia di calcio, la voglia di stare insieme, insomma tantissima gente in questo torneo che sta diventando veramente un punto di riferimento. Sta diventando un punto di riferimento, lo dicono i numeri. Vediamo gli spalti pieni, ci sono squadre di eccellenza, io ci milito che forse non fanno questo pubblico. È una kermesse importante, 28 squadre, il meglio penso del calcio sardo, concentrato a Sassari, per noi deve essere anche un vanto, magari allargarsi anche alla provincia nel futuro. Noi siamo contenti di aver partecipato, è la terza finale che facciamo in 4 anni, per 2 volte ci è andata bene, oggi anche, quindi sono contento, è la prima volta che partecipo con la mia nuova attività, il Civico 8. Abbiamo 2 bar, uno in via Torretonda e uno in piazza Tola e ci tenevo a dirlo, mi fa piacere anche un po' di pubblicità, non guasta mai. Ok, in bocca al lupo, grazie e naturalmente arrivederci al prossimo anno. Prossimo anno, crepi il lupo, arrivederci.